tutto pronto per l'inizio di questa seconda frazione di gioco tra Academy Ribolla e Città di Carini. È stato totalmente fermo sulla parità di 1-1 per un rigore abbastanza dubbio concesso fuori la squadra ospite sul finale appunto del primo tempo, poi concretizzato da Randazzo. Intanto a quanto pare c'è un cambio tra le fila ospite appunto, quindi uscirà Menna con la numero 20, vediamo. Ad entrare invece sarà Giordano Antonino, che si va a posizionare appunto nella retroguardia. Per il resto sembra davvero tutto pronto, c'è l'inizio, ultimi 45 minuti, tutto pronto, aspetta solamente il fischio del direttore di gara. Piccolo! A battere sarà la Città di Carini, il pallone d'amico. Barone la palla subito, Baro, subito la palla. Aspetta perché c'è pure quello con la camera. E ci sia anche il guardaline dell'Academy Ribolla. Per il resto è davvero tutto pronto. Il direttore di gara ha fischiato, è iniziato il secondo tempo tra Academy Ribolla e Città di Carini. Ricordiamo che il risultato è di 1-1. Subito pallone allontanato da parte di Lo Piccolo, fallo laterale, subito pallone per Giordano, protegge Barone, colpo di testa da parte di Calaiò, pallone allontanato, occhio perché si può concretizzare per D'Amico che conclude in porta, ma la grandissima risposta da parte di Di Salvo che si è fatto trovare pronto, è entrato col pio giusto adesso il gruppo bianco-rosso. Si ripartirà con questo rinvio al fondo a favore della Academy Ribolla. Lancio lungo, protegge Barone, insiste, c'è il fallo a favore della squadra blu. Rigore. Palla dall'altra parte a cercare Tripiano, mette giù. Tripiano, serie di dribbling. Tripiano. Allontana la sfera. E ora Randazzo. Ad insistere. Randazzo va via. Randazzo può calciare. Tiro che svirgola. Primo brivido di questa partita. Lo fa sentire il Città di Carini. Batte Pagliari. Sì, scusate. Barzotto. Tanto è un lancio lungo tra le parti di Randazzo. È il momento tra i protagonisti di questa gara. Autore dell'1-1. Colpo di testa. Insiste però Pagliari va dall'altra parte dall'autore del gol dell'1-0. Si tratta ovviamente di Tripiano. Porta palla Tripiano rientra sul destro, calcio Tripiano, murata la sua conclusione, poi arriva Barone che va giù, calcio di punizione dal limite, occhio perché adesso l'Academy Ribolla ha una ghiotta occasione per riportarsi avanti. Che cos'è? Bella, è l'ultimo,
Alessio, la porta, dai, calcia in porta. Dai, Alessio. Sembra caricarsi la battuta Palazzotto. Nel tempo Trezza costruisce la sua barriera. Questo tiro dal limite. Ale, concentrato. Ora l'Accademia ribolla. Dopo questo inizio un po' travagliato per la squadra di casa, con il rischio anche di subire il 2-1, adesso si presenta una buonissima opportunità. Palazzotto parte, va col mancino, è di un nulla, non trova il gol all'angolino destro. Adesso va in avanti, pallone lungo, D'Amico mette giù con la spalla, va dall'altra parte di Stefano. Non lo sanno fare. Palazzotto mette questo pallone dentro, insiste, Vai, attenzione. Barone ma non ce l'ha fatta, allora Presti Giacomo. Vediamo di chi è questo fallo laterale a favore dell'Accademia di Ribolla, intanto chiama la sostituzione adesso la squadra di casa. Entrerà con la numero 13 Ruisi, esce Palazzotto, anzi ad uscire per schiera, poi ci sarà un altro cambio con la numero 16 Zambito. È qua. È lui, è uscito che ha dolore. È il 13, è il 6. Va bene. Zambo a destra mezzana. L'altro di uscire è stato Lo Piccolo, forse ha qualche problema di salute. Palazzotto cerca Barone, insiste, qui Tripiano, occhio, subito è entrata abbastanza irruente da parte di Ruisi che però va giù. Randazzo cerca il proprio attaccante, si è mosso un po' male, adesso prova Ferraro ma viene pescato in posizione irregolare. Stesso, tieni qua. Sei ammonito. Sì. Pallone a cercare Presti Giacomo, si alza la pressione, lotta qui, Scordato che si prende questa punizione, è ammonito Presti Giacomo. Questo eccesso di tenersi stretto il pallone. Scordato dall'altra parte, Tripiano, palla per Palazzotto, rimpallo, Angolo, dai. Oh, batti bene, para! Destra! calcio d'angolo, Palazzotto, Tripiano, se la porta sul destro, palla ancora per Palazzotto, forse è regolare per il direttore di gara, no, occhio, serie di colpo di testa e alla fine sarà calcio d'angolo ma dall'altra parte, a favore sempre dell'Accademia Ribolla. Secondo! Batti bene! Sempre Palazzotto. Va a rientrare, occhio, colpo di testa, la risposta di Trezza.
poi viene fermato il gioco, forse ci sono un po' in attacco, un fuorigioco. Alza la pressione Barone, colpo di testa, ma è un regalo qui per Zambito. Palla per Scordato che col mancino va a cercare il compagno in profondità, ma niente da fare. Passa di saldo. Peppe! Accorcia il passo un attimino prima. Palla in profondità. Cercare Tripiano, esce molto bene. Trezza, va a lungo. Colpo di testa. Ferraro, impressione. Ancora Ferraro insiste. Pallone allontanato da Giordano. Quindi è fallo laterale in attacco per l'Academy Ribolla. Pallone tra le parti di Scordato, c'è un fallo in attacco ai danni di Prestigiacomo e allora si ripartirà con questo calcio di punizione battuto subito. Prestigiacomo si destreggia, ancora Giordano, pallone, il Giacopino, poi prova ad andare il Randazzo, chiude tutto Ruisi, ancora Prestigiacomo, finta e poi rischia su Ferraro calcia! Ferraro! È 2-1 per l'Academy Ribolla, ha fatto un grandissimo gol col mancino, Ferraro, mamma mia che gol, niente da fare per Trezza e vantaggio per la squadra di casa. Ed è 2-1 Academy Ribolla adesso. Tutto da rifare per il Città dei Carini che adesso deve nuovamente inseguire. Ma anche se il colpo di testa Ferraro ne può approfittare. Più tutto Giordano, palla per Prestigiacomo che cerca la profondità, poi si confonde un po' Aiello, ma intanto ha provato anche qui l'Eurogol anche D'Amico. Provare ad eguagliare il suo avversario. Aiello rischia perché ne ha due addosso, con personalità la gira. Prova ad uscire qui Zambito che va a terra. Fallo fare giocare! Raga, calma ora, calma. Giochiamo a calcio come sappiamo. D'Amico, palla dentro. Dai. Non siamo le forze. Di Salvo. Giuseppe, dai che ci siamo ancora, dai. Paiari. Ora c'è partita. Ora sembra preoccupata la posizione di centrale. Ferraro adesso può alzare la pressione. Occhio. Ok, c'era spazio. Adesso Prestigiacomo. La gioca Chiarello che va direttamente al lancio lungo. Chiuso bene da Lopizzo. Poi il pallone allontanato ancora una volta Ferraro, colpo di testa di Giordano, manca l'aggancio di Prestigiacomo, anche Zambito che cerca Ferraro ed ancora una volta sul mancino, la gira per Scordato, può calciare da lì, non può trattenuto ma in mezzo a due e non c'è niente per il direttore di gara che lascia correre, ma ancora in posizione offensiva l'Academy Ribolla, è stato un po' trattenuto anche qui Ruisi, ma consolida il possesso a campo avversario la squadra di casa. Pallone per Tripiano punta, Tripiano dentro la va sul destro, vuole la doppietta personale e la ottiene con questo grandissimo gol. Tripiano raddoppia adesso l'Academy Ribolla al centro sportivo Pisani, adesso è 3-1, si mette male per il Città di Carini, ma nonostante questo c'è ancora tempo. Che c'hai, Totti? No, va bene, non è piano. Se no la volevi cambiare tu. Come
Adesso Tripiano viene sulla destra, mentre Ferraro si mette a sinistra, cambio di posizione ed è 3-1 per l'Academy Ribol. Subito lancio in avanti a Città di Carini, che è totalmente impreciso, palla facile per Di Salvo. Di Salvo costruisce da dietro, Aiello rischia sulla pressione, si arrabbia Aiello col suo portiere. Facciamo la pressione adesso di Città di Carini. Batterisi, pallone per Barone che manca l'appoggio, il lancio lungo a cercare Randazzo, ma è facile ancora una volta per Di Salvo. Stringi, stringi ora Tripiano. Ora stringi! Godi! Si andrà a lungo. Stringi! Costruisce in avanti. Palazzotto. Lopizzo. Bravo, bravo! Palla lunga. Parte di Zambito. Fare Tripiano, niente da fare. Intanto il gioco viene fermato un attimo dal direttore di gara perché c'è un cambio, anzi forse anche doppio. C'è il numero 8 Billeci, entrerà con la numero 17 Bologna, con il numero 18 Storaci, ad uscire anche Di Stefano. La posizione in mezzo al campo anche Martorana. Tante sostituzioni per la squadra ospite che prova a muovere qualcosa. Villeci. Buona Samu! Colpo di testa. Buona Gabri! Insiste. Stai là! Stai là! Stai là! Non ti Scordato. abbassare! Stai là! Batte questo fallo laterale per Sì Giacomo. Manu! No, voglio scrivermi a giocare qua, è lui che sta sopra, se no! Pallone su, colpo di testa ribattuto, Barone, si è inserito Tripiano, ancora Barone, si appoggia al compagno, Tripiano adesso riceve, non riesce a fare la sponda, però non molla qui l'autore della doppietta di questa partita, ancora Tripiano che insiste e alla fine palla persa. Pallone in avanti, cercare Barone. Altro colpo di spalla, scordato, manca l'aggancio, c'è il lancio al Città di Carini. Bravo Anto! Palazzolo! Che cos'è la sta? Di Salvo. Pala! Ancora Di Salvo. Palla lunga, a cercare molto bene Ferraro che viene trovato. Ferraro rientra sul mancino. Ferraro anzi sul destro è rientrato, scusate. Palla dall'altra parte, vediamo se la raggiunge. Ma niente da fare, non ci è arrivato il 13. Invece di stare a giocare parte
Va al lancio lungo Trezzi. Vediamo sui colpi di testa. Chi pensa Zambito. Occhio perché adesso prova ad andare qui il 18 della città di Carini, ma protegge tutto Pagliari, allontana. La partita. Barone insiste. Barone viene messo giù, non c'è nulla, quindi si prosegue. Pallone in profondità. Chiuso da Pagliari. Alza Tripiano, messo giù, non c'è niente, dice il direttore di gara. Altra situazione dubbia all'interno delle aree di rigore. Pressi Giacomo. Non lo fare giocare, bravo, bravo! Pallone preciso. Barone! Occhio, bravo! Ferraro riesce ad agganciare, adesso si rischia perché è un pallone profondo tra le parti di D'Amico. Di Salvo deve stare molto attento a rilanciare. Lancio lungo, colpo di testa in chiusura da parte di Calaio. Lui sì, batte lo stoffalo laterale. Tripiano controlla. Arriva in pressione. Non esagerare, oh! Il giocatore della città di Carini e poi chiude tutto. Aiello. Fallo laterale. Occupa Giordano. Randazzo di spalla ma viene messo giù. Modo irruente, calcio di punizione. Datevi la mano, Luisi, datevi la mano, dai. Dai Luisi, posizione. Ecco davanti, vai avanti, Trisi. Randazzo, lancio colpo di testa da parte di Zambito, insiste adesso ad uscire l'Academy Ribola, poi grande scivolata da parte di Ruisi, insiste in avanti però città di Carini. Adesso può uscire Tripiano sbaglia l'appoggio per Aiello, la riconquista il città di Carini e lancia in avanti, colpo di testa. Pallone ancora per Tripiano, dall'altra parte, servito benissimo Ferraro, che è libero di agganciare. Ferraro messo giù ma sembra più essere arrivato da solo. È buona, bravo Pepe! Dai, bella passa! Amico, due davanti. Vieni, dai. È uscito di là. Trocambio. 15, Andrea, fatti di ripiegamento per anziano a coprire. Trocambio tra la fila della città di Carini ad entrare per la Contiglio. Sembra essere uscito Pressi Giacomo. Parte.
riesce ad agganciare, allora fallo laterale nella metà campo avversaria a favore dell'Academy Ribolla. Palla in avanti. Insiste Tripiano, ancora la palla lui. Tripiano. Vai Totti, vai Totti, vai Totti! Va bene, va bene. Randazzo, lancio lungo. Sponda. Palla in avanti a cercare di salvo. Allora stringete, sta calciando, stringe! Le mezzali si alzano! Ehi, Zambè! Totti, stringe! Di salvo, lancio lungo. Di testa. Barone. Occhio per Tripiano, che ha tu per tu. Tripiano! È tripletta per Tripiano. 4-1 a favore dell'Academy Ribolla. Occasione concretizzata dai blu e del gol ancora una volta da Tripiano, che sta decidendo sul serio la partita. Bravo Tripi, bravo Barone! Buona, così, dai! Muovetevi tutti. Dai, andiamo. Adesso il parziale è su 4-1. Si mette male, ma intanto c'è un cambio anche tra i pali. Da parte della città di Carini. Esce Trezza, entra Longo. Si va a accomodare tra i pali. 20 minuti alla fine. Randazzo. Palla in avanti. Chiude Lopizzo. Randazzo entra duro su Tripiano. Però c'è fallo a favore della città di Carini. Non si capisce bene. Dai, non ti preoccupare. Oh, Palla in sveglia! avanti. Sveglia! Storaci, palla in mezzo col mancino, si gira bene Randazzo, viene messo giù e fallo in attacco. L'ha causato Randazzo. Va, lancio lungo di salvo. Lungo. Cercare Tripiano ancora una volta. Protegge un po' Giordano, che alza un campanile che può essere anche un regalo. Tripiano si destreggia. Tripiano. Occhio qui. Insiste anche Barone, pallone allontanato dalla città di Carini. Colpo di testa. Deve arrivare Tantillo, ma il pallone è ancora una volta allontanato. Ribattuto da parte di Calaiò. Tutto il giocatore in maglia blu ed è fallo laterale per la città di Carini. Batte Giordano. Calcio di punizione, batte Randazzo. Orlando, facciamo bene sta mobilità, oh Matista? Dai avanti, salvo! Cioè io non immagino. Randazzo. Andiamo! Pallone dentro, colpo di testa. Pallone che va per uscire. Occhio perché forse c'è un fallo di mano. Niente da fare. Niente. Segnato da parte del direttore di gara. Prova a riconquistarla l'Academy Ribolla. Pallone allontanato. Occhio perché Barone ne può approfittare. Giordano protegge. Non c'è fallo e invece sì. Calcio di punizione. Si infuria Barone. Barone! Era giusta, pazienza, bravo! Oh! Non ti fermare! Allora, parte Scorlato.
scordato, va dall'altra parte da Ferraro. Occasione. Vediamo se la gira dall'altra parte. Così Tripiano può trovare il poker. Tripiano, assoluto protagonista della giornata. Non si accontenta neanche della tripletta. Ne ha fatti 4 oggi Tripiano. 5-1 il parziale adesso. Si mette sempre peggio per i cittadini carini. 5-1. Passaggio di tuo nipote. Gioco che riprende. Adesso il cittadini carini è costretto a lanciarsi tutti in avanti. Tentativo di colpo di testa. Riparte ancora una volta la squadra di casa. Si destreggia molto bene qui. Scordato. Aiello, scusate. Giordano alla battuta giusto, fallo laterale. Mette giù adesso. Fallo laterale. Poi il città di Carini. Vanno a cercare Randazzo, chiude tutto. Lui sì. Giordano. Randazzo di tacco, ma non c'è nessuno. Poi arriva Andrea Di Salvo che va a lungo ed evita problemi. Occhio perché Tripiano è da quelle parti. Colpo di testa da parte di Barone che alza la pressione, esce Longo che la fa sua. Palla lunga. Vediamo se ci arriva qui Bologna che insiste ma fa fallo in attacco. Signore, cambio! Sostituzione tra le fila dell'Accademia di Ribolla. Torni! Schiera, fatti a fare la doccia. Ma chi sarà ad uscire? Tranquillo, Orlando. Cordi. Esce scordato. Entra con la numero 15 Orlando. Sì, ora vediamo. Sì, ce l'ho io. Chi vuoi, ci sei voi. Di Salvo. Ferraro. Ferraro prova ad andare. Ferraro. Ancora Ferraro. Insiste Ferraro. Palla al limite. Occasione per il sesto gol. Tiro non murato. Bravo, Barò! Però Barone che insiste. Per lui sì. Orlando gira per numero 3. Insiste adesso invece Ferraro che calcia. Risponde presente. Longo. Pallone. Ancora dentro. Attacca sempre l'Accademia di Ribolla. Conclusione murata su Barone. Adesso prova a ripartire il città di Carini. Ha fatto un grandissimo recupero Ruisi la fa sua e poi la lancia in avanti. Però Barone era in fuorigioco e ora il città di Carini si ripresenta in avanti. Sempre Ruisi protagonista. Tripiano ne vuole approfittare, non si accontenta a mano, poi l'hanno uscito. Signore, cambio! Altra sostituzione. Vedi! Pala! Uscirà Tripiano, Ferraro invece torna a destra. A destra, vieni qua. Anzi no, forse non sarà Ferraro. Vediamo che occuperà l'esterno destro. Tanto entrato Pagnotta, è uscito Tripiano tra gli applausi del pubblico per i 4 gol siglati.
quindi andrà sull'out di destra offensivo Palazzotto. Anche Fonfale ai danni di Randazzo, ha allontanato il pallone Luisi. Si va, andrà al lancio lungo. D'Amico manca il colpo di testa. Orlando, pallone in avanti. Ferraro in profondità a cercare Barone. Pallone arriva al numero 9, ancora Barone. Protegge, si restregge dentro l'area di rigore. Poi la gioca dietro a Pagnotti. Pallone messo in mezzo. Pallone defilato tra le parti di Orlando. Lotta qui Zambito. Il pallone ancora di Orlando. Pallone chiuso da Iello. Insiste di Carini che vuole almeno regalarsi un fine di gara più dignitoso. Randazzo, ma ha alzato il braccio il direttore di gara, quindi ci sarà calcio e punizione a favore dell'Accademia di Bolla. Meno di 5 minuti, meno di 5 minuti, dai, un paio di minuti entrate, dai. Parte lo Pizzo, palla lunga, colpo di testa respinto dalla parte del retroguardia biancorossa. Luisi pesca un buon pallone per Barone, ma già lui se ne era accorto che fosse fuori gioco. Palla lungo, bellissimo colpo di testa da parte di Lopizzo che rimette i suoi in avanti. Ferraro, pallone in avanti per Orlando, avanza ancora il Pagnotta, bravi raga, bravi, tiene calcio d'angolo. Dai Antonio. Cross in mezzo, c'è un colpo di testa, c'è, ma è una maglia biancorossa. Adesso si lotta da quella parte, ma Barone se ne è uscito molto bene. Barone punta, vediamo se calcio. Il direttore di gara dice che anche stavolta non c'è calcio di rigore. Bravo Orlando! La riconquistata per Orlando. Avanza il 15. Orlando. Barone protegge. Barone. Pallone allontanato. Continuano ad attaccare. L'Accademia di Bolla. C'è un doppio cambio. Escono Aiello e Ferraro. Entrano Ciriminna. Anche Ferraro si prende l'applauso del pubblico. Ha fatto una grandissima partita, accompagnata da un gran gol. Questo è il più importante, quello del 2-1, che ha riportato l'Accademia di Bolla in vantaggio e poi ha indirizzato la partita tutta a suo favore con lo splendido poker di Trippiani. Colpo di testa che finisce direttamente tra le mani dell'estremo difensore del Città di Carini. Tenta a rinviare Gallo, e se lo fa.
Vediamo se andrà al salto. Buona Bagno! Occhio perché Randazzo ha visto Di Salvo un po' posizionato fuori, ma non è riuscito a impensierirlo. Facile la presa in 2 tempi. Si va subito al lancio lungo. Beruatto di spalletta. Occhio perché Easy resisce ancora. E allora Beruatto. Orlando va dall'altra parte. Cercare 14 dell'Academy Ribolla, pallone dentro, cercare Anastasi. Minuti più recupero. Pallone lungo. Si va a cercare Barone in mezzo. D'Amico, scusate, allora esce molto bene palla al piede Lopizzo insiste, rischia sulla pressione di D'Amico, ma Lopizzo è riuscito a liberarsi dalla sfera. Randazzo adesso. Randazzo messo giù, ma Zambito ne è uscito benissimo palla al piede ad imbucare adesso Anastasi che cerca di scappare alle spalle dei difensori, ma ottiene solo fallo laterale, che in questo momento è prezioso. Rischia un po' Zambito, deve accorciare Lopizzo, ma è un buon pallone per Randazzo, tenta un tacco e qui il 10. Adesso insiste Pagliari, colpo di testa di Zambito, si lotta in mezzo al campo, altro colpo di testa, poi pallone allontanato, esce dalle parti di Palazzotto che se ne rientra col mancino. Adesso può alzare la pressione Barone che va dritto sul portiere che allontana. Occhio, ha rischiato un po'. Pallone ancora una volta per D'Amico si estraggia, pallone in mezzo, occasione per il 5-2, sprecata. Pallone allontanato da un sontuoso Ruiz. Giacopini, pallone ancora su, colpo di testa. D'Amico voleva andare in pressione, niente da fare. Guarda, devi volare, continua a volare, avanti e indietro, non fai solo l'esterno alto, devi 4 tornare. minuti alla fine. Lancio lungo. Controllo e si avanza. Dall'altra parte a cercare Palazzotto, niente da fare. Ruiz insiste sulla pressione. Adesso accelera qui il 18. Pallone imbucato, occasione per il Città di Carini, ma sprecata malamente. Adesso Randazzo in mezzo a 2, pallone dentro, non ci sono mai biancorossi indirizzate sul pallone e allora può allontanare tutto qui il giocatore dell'Academy Ribolla e insiste sempre in pressione Barone che non si è mai fermato. Pallone dall'altra parte, Orlo terzino, pallone dentro, è buono per Anastasi può calciare, Anastasi col mancino, la grande risposta dell'estremo difensore del Città di Palermo, Longo. Adesso si incarica di battere questo fallo laterale Ruiz. Abbiamo più cambi, Anto, abbiamo finito, dai, resisti. Non se ne accorge là. D'Amico, pallone lungo in avanti. Ruiz Di Salvo. Pallone in avanti.
Adesso può attaccare l'Accademia di Ribolla. Controlla qui Ciriminna. Imbuca Nastasi. Ha avuto un'altra occasione. Nastasi, blocca facile Longo. Un minuto e mezzo. Rischio finale. Saranno 3 punti. Accademia di Ribolla. Gli facile Palazzotto, Ruisi, Palazzotto ancora di spalle. Cercare Randazzo, mette giù, ne ha 2 addosso. Messo giù malamente Palazzotto. Per fortuna non ci sono problematiche tra i due giocatori. Palazzotto. Ferraro, anzi non è favorito, scusate. L'abitudine. Occhio perché c'è una grandissima conclusione da parte di Zambito per toccare l'incrocio dei pali. Pallone lungo. Occhio perché può sgusciare via D'Amico. Niente da fare, si va al portiere. Di Salvo. Manca veramente poco. Di Salvo a lungo. Colpo di testa. Fallo laterale. Batte Ruisi. Dietro di gara assegna 3 minuti di recupero. Palla in avanti. Colpo di testa. Bravo Ruisi! Va a destreggiarsi, qui Ciriminna. Il pallone è ribattuto. Se guardi il tempo ti arriva una mano. Ma perché era proprio Ruisi. Batte questo fallo laterale in avanti. Barone. Era praticamente aggrappato al difensore. Lancio lungo. Colpo di testa. Può avanzare Città di Carini adesso. Ruisi di tacco. Ancora Ruisi. Controllo Orlando. Gira. Dall'altra parte, pallone in profondità per Faulisi. Di gara, ferma il gioco. Primo minuto andato. Ne restano 2. Pallone su per Giacopino che va in avanti a cercare D'Amico. D'Amico per Randazzo. Buono scambio tra quelle Città di Carini. Messo giù Randazzo. Ripeto più molte volte in questa seconda frazione di gioco. Un colpo di testa Faulisi, ma va allo scontro col capitano del Città di Carini. Si è fatto male ed è rimasto a terra. Faulisi l'ha lasciata scorrere per concedere all'avversario di rialzarsi. Diventa abbastanza sportivo. È giusto da parte dell'esterno alto dell'Accademia di Ribolla appena entrato. Intanto va al lancio lungo, colpo di testa. Serie. Colpi di testa. La partita va sul tramonto. Il ritmo è bassissimo. Barone si aggrappa ancora una volta a modo suo. Barone prova ad andare via, non molla fino all'ultimo. Vuole il gol in ogni modo. Ci sta provando, ma pallone ancora ripescato in avanti. Vanno 2 e non la prende nessuno. Occasione per Barone che può calciare. Non l'ha toccata Longo. Era l'occasione per concludere la partita in gol, ma non ci è riuscito. E adesso 30 secondi alla fine. Qua ci sono botti. Va rinvio Longo. Longo. Fischia, 20 secondi prima. Il direttore di gara è 5-1 per il Ribolla, che si porta 3 punti a casa pesantissimi. Grazie a tutti per essere stati con noi e un arrivederci.